la partita perfetta per dimostrare se siamo cresciuti, se siamo un po' maturati o invece siamo ancora un po' schiavi dei nostri difetti, che sono quelli di trovare grandissime motivazioni in partite di cartello e un pochino meno in partite determinanti, perché per me domenica è una partita determinante per il nostro campionato, visto che ci siamo messi alle spalle qualche squadra e veniamo da un trend positivo, l'ambizione è quella di continuare. Premesso che è una squadra che per caratteristiche è una squadra perfetta per metterci in difficoltà, perché hanno forza, perché hanno velocità, hanno intensità, è una squadra verticale e anche all'andata ci aveva messo in difficoltà, non a caso noi col Torino nelle due partite, forse sono state le due partite dove abbiamo fatto più fatica, loro col Torino invece hanno fatto 4 punti. Non vincono magari in casa da un po', ma hanno vinto a Torino 2 partite fa, quindi nel senso è una squadra che non dico che sia in salute, sicuramente deve guadagnarsi sul campo la salvezza, secondo me sta facendo il cammino, il campionato che speravano di fare, poi sappiamo benissimo che per loro domenica sarà una partita molto importante, dobbiamo andare con la testa giusta perché lo è altrettanto per noi. Matteus sicuramente può essere un sostituto di Maxim, gli ultimi allenamenti diranno chi giocherà al posto di Maxim e Matteus di condizione sta bene, è un giocatore che ha già dimostrato di poter far bene all'interno di questa squadra e continuerà a farlo. Sicuramente potrà avere una possibilità maggiore domenica e chissà che magari da una possibilità se ne creino tante altre. Se domenica giocherà, Matteo Seriche giocherà in un centrocampo a 2, assolutamente. Noi, come ho già detto altre volte, sia per caratteristiche che per qualità, che delle volte perché siamo obbligati, possiamo giocare a 2 o a 3 e di conseguenza ci alleniamo a 2 e a 3 a centrocampo. E quindi dobbiamo essere tutti bravi. Non è facile, sicuramente non è facile per un giocatore arrivato da pochi mesi riuscire a essere molto elastico per giocare sia in un centrocampo a 3 che a 2, perché a livello sia tecnico di qualità del gioco che a livello difensivo la richiesta è diversa, però Matteus è un ragazzo molto intelligente, molto ambizioso e ci ha messo grandissima disponibilità oltre ad avere grandi qualità, quindi se domenica Matteus giocherà dal primo minuto sicuramente giocherà in un centrocampo a 2, quindi sicuramente giocherà in una posizione diversa rispetto alle partite precedenti. Oggi non è più a parte, oggi Greg si allena con la squadra, ma non ha avuto fondamentalmente niente, è stato più precauzionale, diciamo, l'allenamento a parte di Greg. Anzi, è bello carico, bello motivato, l'ho ritrovato col sorriso, come ovvio che sia, e sono felice di questo perché Greg cercava da tanto quello che ha trovato domenica e se lo meritava da tanto. Vorrei sottolineare 2 cose, una che sono veramente d'accordo e che non era pacchia prima, ma sicuramente non sarà pacchia da domenica per niente, e l'altra è che in questo momento le squadre che vogliono il risultato lo ottengono molto di più di quelle che invece magari delle volte mettono qualità e non le stesse motivazioni. La Salernitana viene da un trend di 4 partite senza sconfitte, come ho già detto il Venezia ha vinto a Torino dove noi abbiamo strappato un punto all'ultimo minuto e forse neanche meritato, quindi ora non c'è la classifica, non si gioca, la classifica dà consapevolezza, i risultati danno consapevolezza, ma se sfociano in presunzione il gap si riduce e anzi è difficile anche recuperare una partita se si scende in campo con presunzione. Junior è cambiato nella testa perché le qualità sono indiscutibili e le si vedono anche in allenamento, però io non ho mai trovato continuo in allenamento ed è questo il motivo per il quale Junior, almeno da quando ci sono gli allenatori, immagino anche prima, non abbia mai trovato continuità nelle prestazioni e neanche nelle scelte, perché se Junior è stato scelto il demerito è suo e se Junior è scelto il merito è tutto suo. Il mister deve solo cercare di metterlo nelle condizioni, ma se non si mette lui nelle condizioni è difficile un allenatore entrare nella testa di un giocatore se chiude, se va in protezione.
E Junior da dicembre, perché per me è da dicembre, poi per voi magari da un mese e mezzo, perché in base a che prestazioni fa, è da dicembre che Junior è cambiato. E mi auguro e mi auspico che non cambi più, perché ne va della sua carriera, ne va delle sue ambizioni, visto che è giovane. Però non sottoscrivo ancora, non firmo e sottoscrivo che Junior non cambierà più perché è giovane e dovrà essere bravo a gestire i momenti positivi e, e anche quelli magari meno positivi. Ma diciamo che quello che ti lascia di più è l'ultima partita. E l'ultima partita sicuramente è stata una gran bella soddisfazione per i ragazzi e di conseguenza per chi li allena, di conseguenza per chi li gestisce in tutti insieme come lo staff e la società. Non dobbiamo fermarci a questo, perché poi abbiamo solo, tra virgolette, battuto la Fiorentina. Beh, tante cose positive, c'è tutta l'esperienza di Venezia anche nell'allenatore che sono oggi a Sassuolo, con pro e contro ovviamente. Sicuramente mi aspetto un ambiente poco, diciamo un po' ostile nei miei confronti, perché ovviamente quando l'allenatore se ne va viene sempre un pochino etichettato, poi si sa sempre una parte della verità, ovviamente, però per me è stata un'esperienza straordinaria, un gruppo di lavoro straordinario, ragazzi che non hanno mai mollato, che mi hanno dato tanto e spero di aver lasciato qualcosa. Sicuramente ci torno con molto piacere. Sicuramente sarò molto felice di ritrovare i ragazzi e i dirigenti con i quali ho condiviso una stagione positiva, difficile ma molto positiva. Quello che sono oggi lo devo anche al Venezia, ma lo devo a tutte le squadre che ho allenato, a tutti i giocatori che si sono messi a disposizione dell'allenatore e dello staff e quindi, ripeto, con pro e contro, quello che sono oggi lo devo a tutte le squadre che ho allenato e ai giocatori che ho allenato. Beh, Mattia Ramo è un giocatore bravo, molto determinante nel Venezia, lo è stato nella vittoria dei playoff dello scorso anno, però quando si parla di un singolo vuol dire che dietro si parla bene di un singolo vuol dire che dietro c'è sempre un gruppo di lavoro, una squadra. Quindi nel Venezia che ho allenato Aramo aveva fatto bene grazie ad una squadra e se parlate di Aramo è perché sicuramente dietro c'è un gruppo di lavoro importante. Lui ha doti importanti perché ha imprevedibilità, qualità nel piede e sta secondo me dimostrando che se la può giocare bene anche in Serie A. Beh, sicuramente hanno speso i ragazzi per fare la partita che hanno fatto domenica e nei giorni successivi e ci è voluto un pochino più per riprendersi, diciamo, perché per fare quella partita contro una squadra così forte spendi un po' di più del normale. Non ci siamo abituati a giocare tutti i giorni con squadre così forti. Però abbiamo recuperato mentalmente, abbiamo recuperato fisicamente, perché serve tutto domani contro una squadra forte, all'altezza di quello che sta facendo, perché è sotto gli occhi di tutti, credo che sia la squadra più in crescita e la squadra che stia facendo meglio per quello che erano le aspettative.